L'iniziativa del PIVAL vuol scomandar che istituzioni scola Banca Nazionale o le casse da pensione finanziescano la produzione di materiale da guerra. Uscia volen ils inizianti gidar d'impedir guerras e da combattere contro motivi da fuga. Il Consiglio federale e il Parlamento refusano l'iniziativa. Se la venisse accettata, potesse quai avere conseguenze negative per le rentas e per l'economia svizzera. Da ce si tratti in dettaglio? In Svizzera nadascen venir produzidas naginas armas atomaras, biologicas e chemicas. La produzione da minas contro personas e da munizione a fragmentazione è medemamein scomandata. Con queste armas nadascier bec venir fac commerci ed ellas nadascen bec venir finanziadas. L'iniziativa per in scumont da finanziare ils producents da material da guerra vuol extender il scumont existent. E la pretenda che istituzioni svizzere, scola Banca Nazionale, la AVS e la AI, fondazioni e casse da pensione nadascian finanziar pli en nagin cas producents d'armas da guerra. Quai vuol dir primo che nadasciassen venir concedits nagins credits ad interpreses d'armament. Secondo, nadasciassen las istituzioni svizzere comprar naginas aczies da questas interpreses. E terzio fisi scomandà d'investir en uscenumnats fonds che contenien talas aczies. Tenor l'iniziativa valen scoproducents da material da guerra tutte le interpreses che realiseschen da pli che 5% da lur svieuta con material da guerra. Uscia per tutte l'iniziativa per esempio le interpreses dell'industria d'avions. Se las construeschen per grande parte avions da passagiers, però parts per avions da combat, nadascias bec pli venir investi in questas interpreses. Il medem vales per una interpresa piccina o mesauna dell'industria da metal che producesce 30 auter parts per armas. Finalmente pretende l'iniziativa che la Confederazione s'engagia sin livello nazionale ed internazionale perché le banche e le assicuranze nadascian bec pli investire in materiale da guerra. Il comité d'iniziativa argumentesce che gli istituti da finanze svizzers spendiano mincion miliardes francs per l'industria internazionale d'armamento. Questi daners finanziescian armas che vengono dovradas in l'entir mund contro umans e che cagiunian grande suffrienza. A questi affars mettia l'iniziativa in affin. Già oz detti a cassas da pensione che investescian bec in l'industria d'armament e possian tutina fare avunda rendita. Il Consiglio federale e il Parlamento argumentescian che la legge vertenta scumondia già la finanziazione d'armas da distruzione in massa. Ella permettia però investizioni in prodotti finanziali etabliti internazionalmente. L'iniziativa n'avesse strusch in influenza sin il commercio con armas internazionali. La Svizzera non possia scomandare la finanziazione da producenti da materiale da guerra ad auters pajais. L'iniziativa tuccia spia mo la Svizzera. Ella potesse avere conseguenze negative per le rentas da Vigliadecina, per la piazza da finanzas e per l'industria. Per questi motivi raccomandano il Consiglio federale e il Parlamento di refusare l'iniziativa.